Una gara da brivido quella al Pala Barton con emozioni da entrambe le parti. Ad avere la meglio sul finale è stata la Lardini Filottrano, che prima va sotto di 2-7 e poi rimonta vincendo un tie break tiratissimo. All'inizio del primo set la formazione ospite prova a prendere il largo. La Bartoccini Fortinfissi Perugia sembra in difficoltà, ma dal 4-7 rimonta fino ad impattare sull'8 pari grazie al punto di Montibeller. Nel finale, che finisce ai vantaggi, è De Michelis a regalare l'1-0 alle Umbre con una giocata di classe. Nel gioco successivo sale in cattedra Angeloni, ma è tutta la Bartoccini Fortinfissi Perugia che desta una buona impressione. Proprio Angeloni firma l'ace del 14-10 che fa volare le padrone di casa. Le marchigiane, che mischiano il loro sestetto, tentano la rimonta, ma la squadra di Bovari conduce con autorità. Sul 20-15 però Filottrana accorcia fino al -1 grazie al punto di Angelina, 20-19, e della Grant, 22-21. Il set viene chiuso da Angeloni con l'ace che fissa il punteggio sul 25-21. Al rientro in campo le due squadre sbagliano molto, ma Mancini, con 2 ace di fila, mette la freccia. Da lì in poi Filottrano tocca anche il +7. Conduce con autorità portandosi sul 2-1, nonostante Bovari provi a trovare nuova linfa dalla panchina. Nel quarto set la Bartoccini Fortinfissi Perugia parte arrembante. Un ace di Bidias lancia le perugine, la rimonta ospita arriva al -1. Moretto stampa il muro del 21-21 per poi firmare il sorpasso nello scambio successivo. L'inerzia del set cambia irrimediabilmente. Partenio prolunga la gara al tie break mettendo a terra il punto del 23-25. Il finale si gioca sul filo dell'equilibrio con nessuna delle due squadre che indovina la fuga giusta. Dopo il cambio campo avvenuto sul 7-8 c'è qualche errore di troppo a servizio, ma nel finale thrilling Filottrano è più cinica e fa su il match con il 13-15 che conclude il set.